ai due anarchici italiani Nicola Sacchi e Bartolomeo Vanzetti, che furono condannati a morte da un tribunale negli Stati Uniti nel 1920 e uccisi solo 6 diretti nel 1927 per una rapina e un omicidio per i quali erano invece completamente innocenti. L'autore della musica è il maestro Ennio Morricone e il testo trae spunto da una dichiarazione attribuita a Vanzetti durante l'intervista rilasciata a un giornalista. Le nostre parole, le nostre vite, le nostre pene non hanno